Protesta questa mattina i titolari delle aziende di autobus. Nel bando Riparti Calabria 50 milioni destinati al turismo. L'Università della Calabria pronta a ridurre le tasse, si allarga la platea dei beneficiari. Lettera di Cotticelli ai commissari dell'ASP di Reggio, i conti non tornano. Scoperta una maxi truffa ai danni risparmiatori, più di 100 le vittime. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque sono arrivati a Catanzaro da tutte le province calabresi circa 150 operatori, 70 bus, 30 pulmini per chiedere alla Regione maggiore attenzione verso i trasporti legati al turismo, ovvero i bus che si occupano di gite scolastiche, viaggi. La protesta è stata promossa dalla Confapi, vediamo. Sono arrivati a Catanzaro da tutte le province della Calabria. Loro sono titolari e dipendenti delle ditte di trasporto che si occupano di turismo, gite scolastiche e viaggi. Lo stop imposto dall'emergenza coronavirus ha causato ingenti perdite e senza aiuti economici è difficile, molto difficile ripartire. Questa epidemia ci ha ridotto al lastrico. Siamo bloccati dal 28 febbraio, noi abbiamo all'incirca 22 dipendenti, di cui non sappiamo le sorti perché purtroppo non abbiamo avuto aiuti né da parte della Regione fino adesso né da parte dello Stato. Chiediamo un po' di sostegno per l'azienda di turismo perché siamo paralizzati tutti quanti e siamo al collasso totale. Circa 100 i bus parcheggiati nel piazzale antistante la cittadella regionale vogliono richiamare l'attenzione sulla loro difficile situazione. Il fatturato è azzerato e a rischio ci sono centinaia di posti di lavoro. Si deve sbloccare questa cosa perché abbiamo voglia di lavorare e non possiamo lasciare il turismo perso così, che è quello che ci porta soldi in Calabria. Una protesta che bene o male per la prima volta ci vede tutti uniti per tutelare i diritti nostri e quelli dei nostri collaboratori. Il sit-in è stato promosso dalla Confapi. Alle istituzioni e in particolare alla Regione chiedono un sostegno economico sotto forma di contributi a fondo perduto. Come Confapi stiamo lavorando alacremente con il governo sia regionale che nazionale per trovare una soluzione a questa grave crisi che sta affrontando il settore dei trasporti. In particolare mi riferisco ai trasporti turistici, quelli scolastici e di media-lunga percorrenza che senza un intervento da parte delle istituzioni rischiano di morire. Parliamo di un settore con le spalle al muro, che è il settore dei bus turistici che dall'inizio dell'anno sono a fatturato zero ed è un settore che genera economia in questo territorio completamente dimenticato dalla politica regionale e dalla politica nazionale. Quindi mi aspetto oggi o nelle prossime ore un segnale forte e di considerazione verso un settore che rischia di morire se non c'è un intervento decisivo da parte della nostra classe politica. Altro settore che stenta a ripartire è il turismo, alberghi che faticano con le prenotazioni e che dovranno garantire il distanziamento sociale accettando pochi vacanzieri. Spiagge che si attrezzano e alberghi al momento vuoti, un settore, quello del turismo in Calabria, duramente provato dall'emergenza coronavirus. Le strutture fanno i conti con vacanze diverse e con il sostegno economico della Regione e del Governo attraverso i buoni vacanza si riparte con l'incognita di quello che sarà, pronti ad accogliere il numero limitato di vacanzieri per un'estate all'insegna della sicurezza, come ci conferma il gestore di una struttura alberghiera a Scalea. Le dinamiche di apertura adesso prevedono l'adeguamento a tutti quelli che sono i protocolli che sappiamo che di giorno in giorno hanno degli aggiornamenti, quindi stiamo cercando di dar seguito a tutto ed essere pronti il prima possibile. Un tappeto di prenotazioni lo avevamo già, che va da sé che da marzo si era bloccato. Registriamo delle telefonate, registriamo delle richieste mail. Effettivamente quello che possiamo testimoniare è sicuramente siamo molto in ritardo sui numeri di una volta. Stiamo lavorando, lavoreremo con un riempimento al 50% perché va da sé che al di là del momento difficile, ma dobbiamo anche noi capire come gestire questi, cioè gestire
in modo che non ci siano poi degli assembramenti nelle strutture, nella reception, nei bar, nei luoghi comuni. Quindi come politica lavoreremo al di sotto del 50% dell'occupazione alberghiera. Per quanto riguarda le prenotazioni, stanno arrivando, soprattutto arrivano telefonate di richiesta dove ci chiedono spesso sapere questo bonus vacanze come funziona, ma purtroppo sappiamo bene che ancora mancano i decreti attuativi e quindi anche noi ci troviamo impreparati a dare questa risposta, almeno per ciò che riguarda il discorso nazionale. E quest'anno purtroppo sappiamo già che non sarà un'estate differente. Quest'anno anche per le aziende è un anno difficile. Dal risultato, calcisticamente parlando, in questi casi si deve mettere 1x2. La tripla, perché è difficile oggi fare previsioni. Da manager oggi probabilmente non ci sarebbero i presupposti per aprire l'attività, perché essere a una settimana da un'apertura, 10 giorni dall'apertura, e vedere il booking con un'occupazione del 10-15% probabilmente non ti dà la sostenibilità. Io da membro di Federalberghi sono fiducioso. Siamo alla ripartenza anche per quanto riguarda l'Università della Calabria, tasse che pesano sul bilancio familiare. Allora dall'Unica arriva la notizia di interessanti facilitazioni per iscriversi a costo quasi nullo. Sono in arrivo interessanti misure da parte del governo per abbattere le tasse universitarie e favorire l'iscrizione di nuovi studenti, anche in questo periodo di crisi. Lo annuncia il rettore dell'Unical. Si parla per esempio di allargamento della cosiddetta no tax area, no? Quindi esenzione dalle tasse totale, che dai 6 pari a 13.000 verrà portato fino a 20.000. Quindi tutti gli studenti in cui le famiglie hanno i 6 fino a 20.000 potranno iscrivere gratuitamente senza spendere un euro all'università. E inoltre ci saranno ulteriori sgravi anche per quelli che hanno un ISEE superiore. E c'è dell'altro, il bando dell'Università della Calabria prevede anche un'interessante possibilità per chi negli ultimi mesi ha visto ridursi i suoi introiti. Il nostro bando, il bando tasse dell'Università della Calabria approvato a marzo, prevede che gli studenti possono presentare il cosiddetto ISEE corrente. Che cosa vuol dire? Che chiunque abbia avuto negli ultimi 12 mesi un abbassamento significativo del reddito, perché per esempio ha perso il lavoro, oppure perché un'attività di commercio negli ultimi mesi per via della pandemia ha abbassato gli utili, può chiedere un nuovo ISEE aggiornato ad oggi e partecipare al bando tasse con questo ISEE aggiornato. Quindi questo consentirà per esempio a tanti di rientrare in questa fascia di esenzione totale e quindi iscriversi all'università a costo quasi zero. È il momento adesso di vedere insieme il bollettino regionale che riguarda i contagi. Oggi c'è un +1 in Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 63.372 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.158, +1 rispetto a ieri. Quelle negative 62.214. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 28 in reparto, 1 rianimazione, 5 in isolamento domiciliare, 150 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 2 in reparto, 114 in isolamento domiciliare, 318 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 4 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 228 guariti, 18 deceduti. A Crotone 1 in reparto, 5 in isolamento domiciliare, 105 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, 71 guariti e 5 deceduti. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.409, così distribuiti: a Cosenza 1.550, a Crotone 2.904, a Catanzaro 2.831, a Vibo Valentia 304, a Reggio Calabria 1.820. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro da residenza sono 160, quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 130, per un totale di 290. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
E adesso la lettera del commissario Cotticelli all'ASP di Reggio Calabria, vediamo. Il 6 giugno del 2019 e l'11 luglio dello stesso anno, con 2 apposite delibere, la commissione straordinaria che governa l'ASP di Reggio Calabria aveva proposto il dissesto dell'ente. Il 20 febbraio del 2020 la stessa commissione straordinaria fornì ulteriori approfondimenti sulla materia richiesti dal commissario della Sanità regionale generale Saverio Cotticelli. Da queste informazioni emerse che la voce contenzioso definito a carico dell'ASP riguardava cause civili e commerciali per un ammontare di oltre 928 milioni di euro, cause di lavoro per un ammontare di oltre 23 milioni di euro e un contenzioso pendente definito possibile o remoto con un indice di soccombenza dell'ente, cioè di perdere le cause, del 10% appena, quindi basso, per un totale in soldi di oltre 34 milioni di euro. Lo scorso 21 maggio il generale Cotticelli ha fatto partire da Catanzaro una PEC all'indirizzo dell'ASP Regina, evidenziando, diciamo testualmente, che l'ammontare del contenzioso indicato e il dimensionamento dello stesso non fornisce elementi di valutazione rispetto alla proposta di dissesto. In soldoni, tanto per restare in tema, non sono state fornite ulteriori informazioni reputate fondamentali. Cotticelli infatti contesta alla Commissione di non avere fornito risposte nonostante sollecitazioni in tal senso. Con queste ad esempio si chiedevano maggiori ragguagli circa gli accantonamenti, rispetto ai quali la Commissione straordinaria aveva affermato che non risultavano adeguati per coprire gli importi relativi ai diversi contenziosi. Altra contestazione formale di Cotticelli: non si è registrata una valutazione rispetto alla voce pignoramenti, con i quali è possibile che una parte del contenzioso ancora considerato attivo sia stata in realtà già superata e risolta negli anni pregressi. Cotticelli preme sull'acceleratore ricordando che la Regione nel programma operativo 2019-2021 ha previsto un'attività di ricognizione del contenzioso di tutte le aziende sanitarie, ASP Regina compresa, che ha ovviamente il compito e il dovere di essere tempestiva nel dare le notizie. Cotticelli chiarisce inoltre quali siano i presupposti del dissesto: l'incapacità funzionale dell'ente o l'insolvenza finanziaria. Rispetto al primo punto, il commissario alla sanità chiarisce che l'ASP di Reggio Calabria è stata messa nelle condizioni di ben operare, essendo stata beneficiaria di numerose rimesse afferenti per esempio al Fondo Sanitario Regionale o dell'accesso all'anticipazione di liquidità concessa da Cassa Depositi e Prestiti. L'azienda richiese oltre 30 milioni di euro a fronte di una disponibilità di 43 milioni di euro e rotti. Non a caso viene fatto riferimento ai livelli essenziali di assistenza, che vanno certamente migliorati. Cotticelli, nell'affermare che il dissesto bloccherebbe tutto, e quando si dice tutto si intende dire tutto, e che quindi bisogna fornire ulteriori informazioni per capire se effettivamente si possa dichiarare, chiarisce che la Commissione dovrà ratificare o approvare anche i bilanci d'esercizio che vanno, pensate un po', dal 2013 al 2018. Intervento della governatrice Santelli sulla questione nuovi ospedali. Dobbiamo lavorare su un concetto di salute nuovo, più moderno, non ospedalocentrico, ma cercando di rivalutare in pieno la medicina territoriale, creando le unità territoriali di una medicina di prossimità. Diciamo mettere mano al piano in genere sanitario, perché bisogna individuare dei piani, permettetemi il termine di ambito. Noi dobbiamo capire, in un determinato ambito della Calabria, come soddisfare i bisogni dei cittadini. Alla politica è chiesto, io credo, a tutti noi, lo sforzo di evitare delle volte dei campanilismi in un discorso di interesse generale che non è altro che una strategia di territorio. Abbiamo un tema delicatissimo che riguarda l'edilizia sanitaria, su cui io credo sia necessario un dibattito serio perché è diventata una favola, 4 ospedali che dovrebbero essere fatti da non si sa quanto tempo e non si capisce a che punto stanno. Lo dico io, non si capisce perché io non sono riuscita ad avere le carte che mi diano con effettività il punto dove stiano, perché se chiedo perché non parte un ospedale dovrebbe essere pronto e la risposta è: non parte, ma è tutto a posto.
Le notizie di pubblica utilità: sostegno agli imprenditori nel post-Covid, pubblicato il bando regionale che destina risorse a fondo perduto per le piccole e medie imprese calabresi. La misura si chiama Riparti Calabria. Da venerdì 29 maggio sarà possibile inoltrare le domande. Vediamo. Per le piccole e medie imprese della Calabria, quelle con un fatturato compreso tra 5.000 e 150.000 euro nel 2019, arriva un bonus di 2.000 euro dalla Regione Calabria. Il bando, annunciato il 7 maggio scorso, è stato pubblicato. Il Riparti Calabria ha un fondo complessivo di 40 milioni di euro. L'incentivo per le aziende provate dall'emergenza Covid è a fondo perduto. Quali gli step previsti? Intanto la richiesta dovrà essere presentata mediante la piattaforma informatica disponibile sul portale Calabria Europa, seguendo 3 fasi. La fase 1 il 29 maggio, a partire dalle ore 10 fino alle ore 9 del 3 giugno, si potrà procedere alla registrazione sul portale della Regione per la partecipazione al bando. La seconda fase prevede il 3 giugno 2020, a partire dalle 10 fino alle 18, sarà possibile inviare le domande ottenendo una ricevuta di ricezione che conterrà l'ordine cronologico di arrivo. Infine la terza fase, dal 4 giugno 2020 a partire dalle ore 10 e fino alle 12 dell'8 giugno 2020, per le domande correttamente inoltrate dovranno essere caricati sulla piattaforma informatica i documenti previsti. L'accoglimento delle domande è previsto fino all'esaurimento dei fondi. Con questo contributo che a fondo perduto con 2 gradualità. Il primo appunto Riapri Calabria, che sono 2.000 euro flat a tutte le imprese, una piattaforma molto semplice. Il 29 apre, ci si registra comodamente fino al 3, l'unica via era l'ordine cronologico. Noi crediamo che le domande saranno coperte tutte, se avremo rimodulazione, se sono fuori 500 al di là dell'ordine cronologico proveremo a dare il contributo a tutti. È normale che la Regione, a differenza dello Stato, non ha una cassa, diciamo, illimitata. Noi abbiamo voluto farlo avendo fatto la delibera di indirizzo appunto ad aprile, rimodulando fondi europei. Siamo nei tempi. C'è anche da dire anche un altro aspetto, perché molto spesso tante imprese o cittadini non sanno, per tutti i contributi italiani devono essere registrati sull'RNA, che è il Registro Nazionale Aiuti. Il governo del DL ha previsto un Registro Nazionale Aiuti da Covid che non è pronto prima del 15 giugno. Beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati da Guardia di Finanza a 3 persone appartenenti, secondo l'accusa, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata mediante la raccolta e la gestione di risparmi, la vendita di strumenti finanziari e fasulli e una struttura piramidale. Oltre un centinaio di risparmiatori dislocati su tutto il territorio nazionale che sono stati truffati. Nelle intercettazioni dell'operazione Le Piramidi, la rabbia, la disperazione dei risparmiatori truffati. Sei indranghetista? Che sei? Un truffatore? Un centinaio le vittime in tutta Italia. Truffe ideate da una banda sgominata dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. 3 le persone denunciate, tra loro anche un ex funzionario di banca ora in pensione che ha fornito supporto all'associazione per individuare potenziali clienti. Le truffe erano realizzate seguendo il cosiddetto schema Ponzi. Le vittime consegnavano somme di denaro ai truffatori allettate dalle promesse di tassi di interesse fino al 40%, una struttura piramidale che si allargava anche grazie all'involontaria collaborazione delle vittime che, attirate dalla possibilità di lucrosi guadagni, finivano per coinvolgere nello schema altre ignare persone. Nel corso dell'operazione, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, sono stati sequestrati beni per 1,5 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie su conti correnti in Italia e a Tenerife, in Spagna, terreni, 127 oggetti preziosi come diamanti, collane, bracciali, anelli in oro, Rolex, pietre preziose e 241 monete d'argento. Una truffa ingegnosa, come emerge dalle conversazioni captate dalla Guardia di Finanza, che ha provocato non pochi problemi alle vittime di turno. Ricordati, dice un cliente ad uno dei truffatori, tu mi hai fatto fare il mutuo, mi hai inguaiato. Le indagini hanno consentito inoltre di accertare che gran parte degli
investimenti avveniva mediante la stipula di contratti di associazione in partecipazione all'interno di strutture piramidali. Come ricostruito dagli inquirenti, i membri dell'associazione incameravano le somme e successivamente, al fine di rendere più credibile lo schema truffaldino, provvedevano al rimborso, anche se parziale, delle stesse in piccole tranche mediante ricariche su carte prepagate. La truffa però è stata scoperta grazie alle indagini delle Fiamme Gialle, che hanno sentito diverse delle persone truffate, vittime sempre più preoccupate. Ieri mi ha chiamato per l'ennesima volta la Guardia di Finanza e mi hanno fatto alcune domande. Quando vieni a Reggio parliamo. Clienti che, sentendosi truffati, chiedevano senza ottenere risposta il rientro dei debiti da parte dei truffatori. E adesso le previsioni meteo per le prossime ore, vediamo. L'alta pressione continua a stazionare su Francia e isole britanniche, favorendo quindi la persistenza sull'Europa orientale di una saccatura che convoglia sulla Calabria fresche correnti da nord-est, le quali provocheranno fenomeni instabili durante le ore centrali della giornata, in un contesto di temperature sotto le medie del periodo. Domani al mattino tempo bello, dalla tarda mattinata consueto aumento della nuvolosità sulle zone interne, con possibilità di rovesci sparsi su Cosentino interno, Sila Piccola e Alto Catanzarese Ionico. Altrove fenomeni poco significativi. Tali precipitazioni si dissolveranno velocemente nel corso del pomeriggio stesso. In serata si verificherà un nuovo aumento della nuvolosità a partire da nord, però senza fenomeni associati. Temperature sempre fresche. Domani mari generalmente mossi, unica eccezione il Tirreno che a tratti potrebbe diventare molto mosso e il Basso Ionio che permarrà poco mosso sotto costa per tutta la giornata. Venti da nord-ovest moderati con locali rinforzi sul Tirreno, prevalentemente dai quadranti settentrionali sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Brevissima di sport in chiusura, i calciatori del Crotone, anche i calciatori del Crotone, si sono sottoposti questa mattina al tampone nell'ambito dell'attuazione delle linee guida governative in vista di un'eventuale ripresa del campionato di calcio di Serie B. Gli esami sono stati effettuati dall'equipe dell'Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Mena Grecia di Catanzaro e saranno, come da protocollo, ripetuti nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.